Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Aspetta, c'è mercato, ma napoletano. Allora io sto a mare, quindi scusate per i capelli, scusate di tutto. Che sto un po' così, appena finito di farmi un bagno, sto registrando il video proprio veloce. Allora voglio questo video parliamo di calciomercato. Allora partiamo subito con Zeballos, come detto in alcuni precedenti video di calciomercato, è stato proposto a Napoli. Ha un contratto, è stato già si sono già accordati per il contratto il Napoli e l'entourage del giocatore. Il giocatore ha fatto una promessa a Napoli, cioè quella di aspettare il Napoli che c'è da alcuni giocatori come per esempio Lang, Lucca e molti altri per poi per prendere Zeballos. Tra l'altro vi svelo un retroscena, cioè quello di sempre di Zeballos, che era stato proposto al Mosca, però ha rifiutato un contratto di 5 anni, 4 milioni di euro, contratto da 5 anni per 4 milioni di euro. Poi rimanendo in tema Napoli, il Napoli come sapete deve cedere i giocatori, tra cui Milinkovic-Savic che è stato proposto oltre al Hull City, squadra inglese, è stato proposto anche scusate se guardo dietro ma stanno le persone, è stato proposto anche a un club tedesco. Poi rimanendo in tema estero, calciomercato estero, abbiamo una notizia sull'Atletico Madrid, dove vi devo smentire che Joao Gomez, calciatore del Wolverhampton, club inglese, devo smentire la notizia data anche da me, non si trasferirà all'Atletico Madrid. Ci sono stati sì dei contatti da parte del club del giocatore e anche da parte tra le parti dei club con il Wolverhampton, però non ci sono state buone uscite, non hanno trovato un accordo, scusate per l'inquadratura, e non hanno trovato un accordo per i costi troppo alti. Poi tornando in media Italia, tornando in Italia, e con questa notizia concludo, il Como per rientrare nei parametri della Champions League deve vendere qualcuno per acquistare degli italiani, non perché il Como non abbia fondi, ma per delle regole UEFA. Quindi deve cedere, e uno dei giocatori che è stato proposto a un club è Diao, che è stato proposto al club turco del Galatasaray. Bene ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Ciao.